L'area progressista di Agrigento dice ora basta in piazza per denunciare la peggiore amministrazione comunale della storia. Sit-in previsto per il 19 settembre alle ore 19 in piazza Municipio. Arrampincarsi sugli specchi è impossibile, rovineranno a terra miseramente. L'inchiodo è il dossier di 144 pagine della magistratura contabile. Lo afferma Nuccio Dispenza, portavoce dell'area progressista di Agrigento, riferendosi al J'accuse della Corte dei Conti, che ha minuziosamente osservato a raggi X l'uso disinvolto e scellerato dei milioni arrivati ad Agrigento per l'anno di capitale della cultura. Lo fa annunciando che il sit-in dell'area progressista organizzato per il 19 settembre alle ore 19 in piazza Municipio, invitando gli agrigentini a manifestare la loro indignazione e il loro desiderio di cambiamento di rotta nel segno della legalità e della trasparenza. La trasparenza è un diritto calpestato quotidianamente, afferma Nuccio Dispenza dell'area progressista, ricordando lo slogan del sit-in. Per questo va ricordato ad un'amministrazione muta e sorda che si sta dimostrando la peggiore della storia della città, probabilmente la peggiore d'Italia, fondi sprecati e usati in maniera spregiudicata, dimenticate le reali necessità degli agrigentini, non uno degli impegni realizzati che erano nero su bianco nel patto che ci concedeva la grande opportunità del 2025. Ora basta, aggiunge Dispenza, hanno tradito quel patto, compromesso l'immagine e la credibilità della nostra città. Il vaso è colmo, la pazienza è finita. Ci vediamo, ribadisce Dispenza, venerdì 19 alle ore 19 davanti al comune, che dovrà tornare a essere la casa comune degli agrigentini e non la camera buia della solita cerchia di persone.